Ben ritrovati in diretta al nostro consueto appuntamento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi puntata molto ricca, parleremo della cittadella della salute di Treviso, ma anche dell'università e quindi del corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, succursale dell'Università di Padova, liste d'attesa, carenza di medici, tanti argomenti. Quest'oggi per parlarne non potevamo non invitare Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Do il benvenuto anche a Stefano Formentini, direttore sanitario dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Ben trovato. Vi ringrazio per averci dedicato quest'ora di tempo in cui appunto abbiamo tanti argomenti da sviscerare insieme. E partiamo, direttore Benazzi, proprio dalla cittadella della salute. A fine dicembre 2022 il taglio del nastro del nuovo Cafoncello di Treviso. Da allora questa moderna cittadella si è popolata ed è, diciamo, un nuovo volto dell'ospedale di Treviso. Che cosa significa questo per la cittadinanza? Beh, guardi, intanto è importante perché è stato un periodo difficile anche riuscire a realizzarla e portarla a termine, tenendo conto che abbiamo avuto i 2 anni di Covid, quindi 2 anni che hanno sostanzialmente per ovvie ragioni ritardato i lavori e ritardato quindi l'esecuzione e il completamento strutturale di tutta la cittadella. Quindi è stato un lavoro veramente oneroso. Ringrazio tutti i collaboratori perché effettivamente ci hanno dato dentro e abbiamo portato a casa il risultato. Ringrazio anche la Regione per il sostegno che ci ha dato anche dal punto di vista proprio economico, nel senso di mettere delle risorse economiche. Cosa significa per i cittadini? Beh, intanto significa oltre 550 posti letto altamente organizzati, camere con stanze da 1 o 2 posti letto, quindi comfort alberghiero, significa alta tecnologia per il monitoraggio dei pazienti, significa 18 sale operatorie più 2 ibride in linea e quindi poter lavorare in modo organico, utilizzando al meglio il personale e aumentando il numero di sedute chirurgiche per abbattere le liste d'attesa dell'area chirurgica, tutte le richieste ovviamente interventi chirurgici. Significa creare 2 poli, uno AIC di alta intensità chirurgica, quello della cittadella, e uno BIC, lo chiamiamo così come la stilo, che è bassa intensità chirurgica, che vuol dire with surgery e day surgery, fatte però in un ambito completamente diverso, con 2 percorsi diversi che però si uniscono nella logica dell'organizzazione. Significa dare ai cittadini di Treviso e della provincia di Treviso, e io ringrazio sempre la Giunta regionale, 36 milioni di euro di nuove tecnologie. Cioè vuol dire che noi abbiamo le sale operatorie, tutta la radiologia, quindi tutte le tecnologie all'avanguardia in Italia. Cioè le cose più belle che si possono pensare a livello tecnologico si trovano nella cittadella sanitaria, si trovano a Treviso. Quindi il cittadino della nostra provincia potrà avere veramente delle risposte a 360 gradi perché con le alte tecnologie e soprattutto con le professionalità che abbiamo degli specialisti, abbiamo dei direttori, abbiamo il personale infermieristico OSS di altissima qualità e soprattutto quello a cui noi teniamo molto, umano, cioè che tiene all'umanizzazione dei servizi. Ecco, proprio insomma questo è il punto. Lei l'ha detto, nel mezzo ci sono state tante difficoltà, imprevisti, il Covid, poi insomma anche la sospensione dei lavori, però è stato un lavoro di squadra eccezionale che ha davvero cambiato il volto dell'ospedale di Treviso. Sì, certo, è stato un lavoro di sinergia importante tra noi e la Regione. Io devo ringraziare anche il tecnico, diciamo, della Regione, l'ingegner Fattori, che ci ha dato una mano, oltre al Presidente Zaia, l'assessore Lanzarin, che ovviamente sono i fautori di questa bella impresa che poi noi, diciamo, manualmente, no, operativamente abbiamo portato avanti. Ma devo dire che c'erano state difficoltà iniziali, perché quando si cambia l'organizzazione di sistema, anche gli stessi professionisti hanno un po' di difficoltà e hanno paura del nuovo. Oggi devo dirlo con sicurezza, perché abbiamo questi riscontri dei nostri specialisti che sono felicissimi di lavorare in ambienti altamente tecnologici e con un'organizzazione che è effettivamente ideale.
Questo lo chiedo a entrambi a inizio dal direttore Formentini. Se ripensa un po' alle tappe di questo intervento così eccezionale, davvero per dimensioni e per complessità, che è iniziato l'8 marzo 2018, se non sbaglio, ecco, che cosa le viene in mente poi vedendo anche le belle immagini di questo volto, insomma, nuovo dell'ospedale del Cafoncello? Beh, insomma, è stato un grande lavoro di squadra. Mi ricordo appunto da quando siamo partiti, quindi quando valutavamo i progetti con i direttori delle unità operative complesse, con i medici che sarebbero entrati, quindi è stato un lavoro fatto insieme ai progettisti, ma anche insieme a coloro che poi sarebbero andati a lavorarci dentro. È stato quindi un grande lavoro di condivisione. Ovviamente eravamo all'interno di una cornice, c'erano delle regole, però abbiamo cercato il più possibile, già in fase di progettazione, di adeguare il più possibile l'ospedale che dovevamo costruire con le esigenze dei lavoratori, degli operatori e con l'umanizzazione e l'interesse del paziente. Quindi è stato un grande lavoro condiviso insieme. Certo. E lei, direttore, cosa le viene in mente? Anche perché, ricordiamolo, senza mai interrompere l'attività e fornendo sempre appunto la cura ai cittadini. La prima cosa che mi viene in mente è questo, appunto, come giustamente ha detto lei, questo doppio binario, e non è facile. Doppio binario dove una buona parte di noi impegnata ovviamente a seguire la cittadella. Ricordo a tutti, perché è importante anche questo, che da quando la cittadella aveva avuto l'approvazione, quindi parliamo del 2014-2015, causa Covid, ma causa poi anche aumenti di costi, i costi sono lievitati di un 30%. Quindi abbiamo dovuto affrontare anche questo problema, che forse ha un po' ritardato l'esecuzione complessiva dei lavori, ma che alla fine abbiamo risolto con la collaborazione dei servizi della Regione, e siamo riusciti a portare a termine, ecco, questa opera che io ritengo sia fondamentale per la provincia di Treviso, per l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Direttore Formentini, nella mappa della sanità veneta sicuramente è un punto di assoluta eccellenza. Stiamo vedendo anche queste immagini che ci mostrano, credo preventivamente, come era stato progettato, e poi abbiamo visto anche quelle proprio, insomma, della realizzazione finale. È, dicevamo, un punto di eccellenza assoluta che richiama pazienti, cittadini anche da fuori provincia, da fuori regione, proprio per l'eccellenza, no, che offre nelle cure. Certamente, quindi offre, appunto, è un'eccellenza sanitaria, clinica, e quindi appunto attrae molti pazienti che vengono anche da fuori regione. Però è attrattivo anche proprio per l'aspetto costruttivo e per l'alta tecnologia che ci sono, vengono in visita anche medici e operatori anche esteri, anche dall'estero. Abbiamo avuto persone che vengono a vedere le attrezzature e le sale operatorie, questo blocco operatorio molto nuovo e molto innovativo, che sono venuti anche dalla Cina e da paesi molto lontani, proprio per la grande innovatività che c'è, per la grande efficienza con cui è stato costruito. Ecco, quando sentiamo parlare di cittadella della salute la associamo sempre a un termine, che è quella di alta intensità di cura. Ci aiuta un po' a capire che cosa significa, qual è il significato di questa terminologia? Beh, significa alta intensità di cura e vuol dire che noi abbiamo raggruppato in questo edificio 29 proprio tutta l'alta tecnologia, tutte le terapie intensive, e soprattutto in questo blocco operatorio nuovo con tutte queste sale operatorie, queste 18 sale operatorie e con 2 sale ibride e tutte con ISO 5, quindi ad alto livello anche di filtrazione dell'aria, quindi sono tutte sale operatorie per esempio che potrebbero essere utilizzate per i trapianti. Vuol dire che è un blocco molto innovativo, dove ci sono delle tecnologie nelle sale ibride che consentono di fare interventi molto, molto sofisticati, e così questo è il significato, quindi un'alta tecnologia al servizio dei pazienti e che gli permette di fare interventi molto innovativi. Tutto a vantaggio del paziente, naturalmente, direttore Benazzi. Certamente, perché oggi, ma soprattutto nel futuro, avremo 2 problemi: superate le liste d'attesa, superate queste cose che comunque supereremo, e sicuramente abbiamo 2 problemi sostanzialmente. Il primo, che le tecnologie mutano, cambiano velocemente, quindi abbiamo bisogno di essere sempre al passo coi tempi.
e quindi chiaramente avendo un ospedale già performante, anche poi cambiare le tecnologie e renderle nuovamente performanti è molto più facile che su una struttura vecchia. E il secondo problema, che sarà diciamo il problema vero della sanità futura, sono ovviamente le infezioni microbiche. Quindi la possibilità di creare sale con filtrazione d'aria molto importante, col massimo della sterilità, garantisce il paziente, perché la guerra, la battaglia che dovremo fare in futuro sarà proprio sulle infezioni ospedaliere, e avere strutture nuove, quindi strutture che hanno sistemi di filtrazione d'aria, che hanno condizioni igieniche, anche superfici che possono essere lavate senza grossi problemi, ci darà una garanzia di ridurre assolutamente le infezioni ospedaliere, che sono il dramma del futuro. Ecco, poi su questo ci torniamo, perché insomma mi sembra di aver capito che sono due sfide anche importanti, no, da affrontare per il prossimo futuro. Tornando a parlare di costi, no, abbiamo detto 32 milioni di euro per il rinnovo, insomma l'acquisto delle attrezzature tutte all'avanguardia, tutte davvero di ultima generazione, costo totale? Costo, escluse le attrezzature, andiamo intorno ai 280 milioni di euro. Però voglio dire 500 e passa posti letto, come diceva giustamente il dottor Formentini, di altissima tecnologia. Quindi è chiaro che tutte le stanze, lo avevamo detto, hanno una filtrazione di un certo tipo, ovviamente hanno una garanzia di avere anche il mobilio, quindi l'arredo tale da poter essere pulito per evitare infiltrazioni di sporco, cioè tutte delle situazioni, i percorsi sporco e pulito distinti, quindi non ci sono interconnessioni e rischi, per cui è chiaro che un ospedale di questo tipo, con queste caratteristiche e ai costi che vi ho appena detto, di 280 milioni. Però è anche chiaro che, lo sappiamo tutti, con la crisi, con la guerra che è ancora purtroppo in corso in Ucraina, l'aumento dei costi delle materie prime, ovviamente anche per noi rispetto al preventivo precedente il costo è aumentato. Certo, è stato tutto progettato nel minimo dettaglio, no? Certamente. Sì, tutto nel minimo dettaglio, dalla sala operatoria alla stanza di degenza, proprio al mobilio che deve essere proprio perfettamente adattato, è stato progettato insieme alla stanza, no? Anche il mobilio delle stanze di degenza, così come è stato progettato in ogni singolo dettaglio, ogni singola sala operatoria. Quindi è stato tutto un lavoro molto impegnativo, che ha comportato molte riunioni, molte riflessioni, un confronto continuo con i progettisti e con gli operatori. Però è stato anche un lavoro di cui si vedono, secondo me, gli ottimi risultati, di cui sicuramente i cittadini trevigiani e della provincia di Treviso, e non solo, probabilmente, potranno usufruire. È soddisfatto di questa città della salute quando insomma ci passa davanti e la vede? Che cosa pensa? Beh, sono soddisfatto anche perché poi abbiamo portato a casa, lo diceva giustamente, abbiamo fatto più di 100 riunioni con i nostri collaboratori, coordinatori infermieristici, medici, eccetera, chi andava a usufruire ovviamente dei servizi. Quindi soddisfatto sì, perché certamente diamo al cittadino un prodotto sanitario di eccellenza e di qualità, e soddisfatto anche perché diamo un prodotto importante di qualità ai nostri operatori, perché il benessere organizzativo, il benessere di chi lavora deve essere garantito, perché la gente ci deve scegliere, anche perché diamo loro ovviamente una prospettiva di ambienti di lavoro che sono consoni. Anni di progettazione, di lavoro, di realizzazione, con appunto anche il passaggio graduale delle varie specialità e dei vari reparti. È operativa ma non del tutto in questo momento. Che cosa manca ancora? Ci aiuta a capire, insomma, a fare una panoramica di che cosa è attivo e cosa ancora no. Allora, noi sostanzialmente abbiamo attivato tutta l'area chirurgica, stiamo chiudendo con tutte le chirurgie specialità, cosa è che alla fine riusciremo a chiudere tra fine novembre e primi di dicembre. La ginecologia e l'ostetricia, questo per un motivo molto semplice, perché spostandola dal vecchio padiglione dove ginecologia e ostetricia erano insieme, nella nuova gestione abbiamo diviso, perché ci sembrava ovvio e logico fare in modo che l'ostetricia fosse a parte rispetto ai letti di ginecologia, perché ovviamente sono dei momenti diversi dal punto di vista dello stato d'animo. A uno nasce un figlio, l'altro magari povero ha un tumore, quindi voglio dire, deve esserci questa separazione, perché sono momenti di cura e di sostegno da parte del personale completamente diversi.
Quindi abbiamo fatto questo. Per realizzare questo abbiamo dovuto aumentare il numero del personale, che voleva dire per noi 6 ostetriche in più e 6 OSS. Se con i colleghi siamo riusciti a trovare i 6 OSS, abbiamo fatto dei tempi determinati e praticamente siamo riusciti a reperire solo 3 ostetriche su 6. Quindi ne mancano ancora 3 sì. sostanzialmente. Allora, in accordo con i sindacati, giustamente per non gravare e anche non solo sul personale ma anche per chi ovviamente poi sarà degente, abbiamo deciso di aspettare i nuovi laureati che si laureano a fine novembre per fare un tempo determinato e quindi raccogliere le altre tre ostetriche in modo tale da poter quindi fare sia ginecologia che ostetricia. Cosa mancherà ancora? Sostanzialmente anche la radiologia, stiamo portando una nuova macchina importante, soprattutto nella medicina nucleare, che stiamo facendo la gara, che dovremo inserire. Dovremo inserire una nuova macchina nel bunker per quanto riguarda la radioterapia, quindi passare a 4 bunker. E anche questo quindi dobbiamo attendere la gara, perché le gare, noi siamo pubblico e giustamente una gara, ricordo a tutti, dura un anno sostanzialmente, questo è il tempo tecnico. Poi sono tecnologie che arrivano dall'estero, quindi abbiamo bisogno di un mese di affrancamento tra i nostri tecnici e i tecnici che hanno ovviamente prodotto la macchina. E l'ultima cosa, diciamo dulcis in fundo, ma di fatto è importante, abbiamo fatto con il nostro dottor Antonio Antico, che è il direttore del Dipartimento del Laboratorio, un'organizzazione che è unica, credo, in Italia, dove abbiamo fatto, grazie all'autorizzazione regionale, una gara, stiamo facendo una gara a livello europeo, dove praticamente andremo ad uniformare in un unico luogo tutto il laboratorio. Quindi tutta la tecnologia verrà portata sempre nell'edificio 29 e anche qui dobbiamo attendere la gara. Comunque siamo consapevoli che anche per il laboratorio nuovo, con queste nuove tecnologie, tra gennaio e marzo 2025 riusciremo a portare a casa con la gara anche questa nuova dinamica del laboratorio. Ecco, qual è l'obiettivo, insomma, da raggiungere? Proprio appunto il fatto che questo laboratorio riunito, complesso, cosa si vuole ottenere? Beh, si vuole ottenere intanto una metodica unica e quindi con dei risultati unici dal punto di vista anche del cittadino, che può avere referto di qualsiasi tipo di esame senza magari doverlo aspettare perché un altro laboratorio in sede non centrale lo deve processare. E in secondo luogo anche un'organizzazione in linea, quindi una garanzia maggiore di controllo dei percorsi, che è fondamentale. La terza cosa, perché serve anche questa, è cercare di ridurre il numero del personale, nel senso che il personale, sappiamo, è un costo per le ULSS, quindi il fatto stesso di mettere in linea un laboratorio unico, questo fa risparmiare anche dei tecnici, che facciamo anche fatica a trovarli, e soprattutto crea spirito di squadra, perché chi lavora in un blocco unico si conosce, lavora insieme, si cresce insieme e ovviamente ha anche maggiori soddisfazioni lavorando insieme. Certo, è una sinergia. Io col dottor Formentini vorrei anche sottolineare che si tratta di un ospedale sostenibile, che oggi è un aspetto fondamentale, quindi è tutto orientato alla sostenibilità dal punto di vista edilizio, energetico, ambientale, che sembra una piccolezza, ma anche questo ha un iter, ha dei costi nella progettazione, nella realizzazione, e questo è stato fatto a Treviso. Sì, questo è stato fatto sia dando una particolare attenzione sia all'impatto che ha, che come potete vedere è un impatto sì, imponente, diciamo così, ma che si impatta bene con l'ambiente circostante, ma anche con grande attenzione ai materiali con cui è stato costruito e al risparmio energetico, all'efficientamento energetico. Quindi questa attenzione è già stata posta proprio nella costruzione, quindi proprio nella progettazione e poi nella costruzione. Quindi sì, grande attenzione all'impatto ambientale e all'impatto energetico. Ecco, molto è stato fatto, molto si è arrivato a realizzare in questa cittadella della salute. Qualche piccolo passo c'è ancora da fare, ma insomma nel prossimo futuro imminente arriverà insomma al suo compimento. Certamente. Certamente, grazie alla collaborazione di tutti. Poi, come spesso dice il direttore generale, quando si entra in una casa nuova
tu entri in una casa nuova, magari pensavi di avere fatto che era tutto perfetto, poi trovi sempre che c'è qualcosa che non funziona, che magari avresti potuto fare meglio. È un po' così. Noi stiamo entrando in una casa nuova e per quanto tante menti ci abbiano lavorato sopra, tante menti l'abbiano progettato, eccetera, insomma c'è qualche dettaglio che comunque è ancora perfettibile, ancora migliorabile. E questo è quello per cui stiamo lavorando, per cui ringraziamo tutti i collaboratori che ci stanno lavorando, però effettivamente è una casa nuova ed è una bella casa nuova, ecco, proprio una bella casa. Certamente. Allora 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Abbiamo subito una telefonata, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, Paola da Padova. Buongiorno Paola, prego, ci dica pure. Buongiorno. Allora, purtroppo le mie esperienze sulla salute per quanto riguarda Padova sono pessime, purtroppo, però so che sono delle esperienze personali e non è tutta la sanità. Certo. Però vedo che la sanità sta andando da un certo aspetto sotto grandissimi miglioramenti tecnologici e tanto di cappello e va benissimo, però non è quello che serve alla persona. Alla persona serve naturalmente un tot di esami, ma non 1000 esami, le macchine migliori al mondo e che comunque tanto di cappello ricordo, però non è questo numero che serve alla persona. La persona serve magari che ci sia un cardiologo nei pronti soccorsi, perché è il medico del pronto soccorso che decide se c'è bisogno di un cardiologo e purtroppo non è all'altezza, che magari un sessantenne che era in ottima salute ti muore perché l'ha lasciato lì un'ora e mezza e senza chiamare un cardiologo. Poi c'è sicuramente a Padova il grandissimo Gerosa che fa dei grandi interventi, tanto di cappello, però mettiamo un cardiologo nei pronti soccorsi che è fondamentale per la vita. E lo stesso questo discorso vale anche per la persona, fra virgolette, normale, che avrebbe bisogno di medici meno super specializzati, ma che siano in grado di fare delle diagnosi, perché se non hai una diagnosi non vai da nessuna parte, passi la vita fra i tormenti, spendi, perché sappiamo benissimo che la sanità pubblica fa tantissimo ma non fa tutto, quindi ti mangi la casa, ti mangi tutto quello che potevi avere pur avendo una vita infame, perché tra dolori e malesseri e non hai una diagnosi. Purtroppo Chiaro Paola. Il super specialista ti manda dall'altro specialista e passi la vita così. È chiaro il concetto, grazie per la sua telefonata. Qualche spunto insomma è arrivato, anche perché appunto la tecnologia sì è fondamentale, ma come dicevamo prima anche un po' non sopperisce sicuramente al capitale umano, alle persone che poi fanno la differenza, no? Certo, grazie signora, lei ha toccato un punto che a noi sta molto a cuore. Se mi permette faccio un paio di ragionamenti. Allora, intanto io dico sempre ai miei collaboratori, lo sa anche il dottor Formentini, che la prima cosa che un paziente si aspetta, lo dico perché ognuno di noi dovrebbe porsi, ognuno di noi operatori sanitari, noi siamo anche medici, dovrebbe porsi nella condizione di essere l'altro, quello che ha bisogno di essere curato. E allora cambia la prospettiva, cambia completamente la prospettiva, perché uno si rende conto quanto difficile sia fare l'ammalato e quanto male si sta a fare l'ammalato. Quindi questo porta ovviamente a ragionare, lo diciamo sempre ai nostri, che si cura al 50% con l'umanizzazione, col colloquio, con la parola, con queste cose. È fondamentale soprattutto in determinate patologie, dall'oncologico ma qualsiasi altra patologia. Sa qual è il vero problema? Il vero problema è che siamo in una fase post-Covid difficile, lei l'avrà visto, l'avrà sentito, legata alla carenza di medici, alla carenza di specialisti. Non si trovano. Qualche medico preferisce addirittura andare all'estero perché all'estero pagano di più in Italia, sono contratti collettivi nazionali. Lo stesso vale per gli infermieri, qualcuno preferisce andare in privato perché riesce ad avere un quid economico maggiore. E quindi noi abbiamo e stiamo ancora soffrendo, spero ancora per poco. Se lei ha sentito il Presidente Zaia, la battaglia che ha fatto
che condividiamo al 100 per 1000 sul discorso dei posti, di aumentare i posti di medicina, sul discorso di ovviamente dare la possibilità di aumentare le scuole di specialità, cosa che oggi si sta facendo e quindi avremo i benefici fra qualche anno, però la verità è che oggi causa questo siamo in sofferenza di personale e quindi di conseguenza anche i nostri specialisti, che io ringrazio sempre comunque del lavoro che fanno, i nostri infermieri eccetera, il personale, hanno difficoltà qualche volta a dover essere, come dire, altamente empatici, perché soprattutto nei pronti soccorsi l'assalto delle persone, perché i codici bianchi, i codici verdi, perché magari non c'è un filtro eccetera eccetera, porta ovviamente a dover correre, quindi curare meno l'aspetto personale. Certamente questo non è una giustificazione, però volevo solo dirle che siamo in un periodo veramente di transizione, di grandi difficoltà, però sono anche convinto che lo supereremo. Quello che è importante è che, come dice lei, non ci fanno una diagnosi al cardiologo. Lei avrà visto che il Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza, il PNRR, porta a fare le cosiddette case di comunità. Le case di comunità saranno un filtro importantissimo, perché ci saranno i medici di famiglia, ma ci saranno gli specialisti, in modo tale che il cittadino che ha un problema, che può considerarsi tra virgolette codice bianco o verde, possa usufruire di queste case di comunità, e soprattutto nel 2026, quindi anche quando gli specialisti ci saranno, perché oggi sarebbe difficile attuarle, mancando ancora tanti specialisti, potranno fare quel filtro che lei giustamente chiede, senza ovviamente andare in pronto soccorso, dove già il numero di persone che afferiscono è tantissimo. Tenga anche conto che quando è nato il pronto soccorso si parlava solo, perché la norma dice questo, di urgenza ed emergenza. Poi dopo purtroppo codici bianchi e verdi sono arrivati e quindi bisogna attrezzarsi in modo tale da dare risposte. Però è chiaro che con le case di comunità andremo a risolvere molti di quei problemi che lei ha sollevato. Chiaramente l'umanizzazione ci deve essere, perché si cura la persona anche e soprattutto con l'umanizzazione. E questo è fondamentale. Altra telefonata da casa. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno a tutti, anche ai suoi telespettatori. Buongiorno signora, prego. Seguendo, sì, grazie. E volevo chiedere al direttore Benazzi, io già frequento il Caponcello da tanti anni perché è una patologia particolare, però sentivo che parlava della ginecologia. Volevo capire se hanno la specialità dei screening ginecologici, ha capito, dei tumori, di tutte queste cose, perché per noi donne è molto importante. Certo. Sì, grazie per la sua telefonata, io, prego. Dopo può integrare il dottor Formentini, il direttore sanitario. Prego. Sì, noi abbiamo il dottor Busato e la sua equipe a Treviso, che sono ultra specialisti, direi, sono riconosciuti all'interno della rete regionale come un centro di riferimento per i tumori dell'utero e per il tumore delle ovaie. Quindi sì, le posso garantire, siamo tranquilli da quel punto di vista. Non so se il dottor Formentini vuole integrare. Sì, confermo ovviamente l'alta specialità che è l'ostetricia e ginecologia di Treviso, diretta dal dottor Busato. A questo aggiungo che presso l'ospedale Cafoncello c'è anche un centro per le malattie rare, che è diretto dal professor Rattazzi. E quindi voglio dire, ecco, questo sta un po' a sottolineare come sia un ospedale con tanti punti di forza, ecco, quindi dove sicuramente la signora può trovare le risposte alle sue esigenze. Chiaro. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi minuti, poi torniamo a parlare sempre di Cittadella della Salute, ma anche di Palazzo Moretti, insomma dei progetti che ci sono per questo, e ancora campagna vaccinale, mese di ottobre dedicato alla prevenzione, insomma abbiamo ancora molto da discutere. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, parliamo di Cittadella della Salute e insomma di tanti argomenti che riguardano la sanità trevigiana, l'ULSS 2 Marca Trevigiana, insieme a Francesco Benazzi, il direttore generale, Stefano Formentini, direttore sanitario. Riparto da lei, direttore Benazzi, perché insomma c'è un grande progetto per Palazzo Moretti che insomma tutti noi conosciamo, insomma questo palazzo nel centro di Treviso. Lì che progetti ci sono? A che punto siamo con i lavori? Che cosa si deve fare? Allora, il progetto, in accordo con l'amministrazione anche comunale di Treviso, abbiamo pensato di progettare la casa di comunità.
sono 17 ambulatori sostanzialmente, più degli uffici per gli amministrativi, e abbiamo avuto un po' un blocco legato al fatto che noi abbiamo presentato il progetto e abbiamo dei tempi tecnici per realizzarlo, poi la Sovrintendenza dei Monumenti l'ha bloccato per delle questioni che c'erano degli affreschi che dovevano essere valorizzati, poi abbiamo ripresentato il progetto, è stato approvato dalla Sovrintendenza, che ringrazio, e naturalmente è passato alla conferenza di servizi. Quindi adesso noi daremo il progetto cosiddetto definitivo all'impresa che partirà con i lavori qua i primi di dicembre. Quindi sono stati sbloccati, insomma. Sono stati sbloccati. Là avremo appunto 17 ambulatori dove, come dicevo prima la signora, ed è una grande consolazione poter avere ambulatori dove mettiamo gli specialisti, dove mettiamo dentro anche un consultorio familiare, una parte del consultorio familiare che oggi in via Montello in ambienti che non sono i migliori in assoluto, quindi andranno in ambienti confortevoli, avremo lo sportello con anagrafe, quindi daremo una risposta ai cittadini del centro storico, in modo tale che chi è nel centro storico potrà usufruire di un servizio importante spostandosi all'interno delle mura. Ecco, io ricordo 30 anni fa andavo a fare la visita medico-sportiva lì, quindi è bello anche sapere che insomma 30 questo... anni fa io ho lavorato anche lì, a proposito. Ecco, forse ci saremo incontrati, io sarò stata piccolina, ma insomma è bello sapere che questo palazzo ritorni a riprendere vita, insomma, nel centro storico di Treviso. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, pronto? Prego, è in diretta. Sono in linea? Sì, prego, ci chieda pure. Ok, io fortunatamente ho dovuto avere un intervento per la cittadella in pratica e mi fa piacere che il dottor Benazzi intervenga a dimostrare quanto è importante quel centro in pratica e dovrebbe spiegare anche l'iter che fa, la forza che fa nell'intervento tra la ricerca, gli esami, l'intervento e successivo. Perciò la gente non capisce quanto importante è il lavoro che fanno in un reparto di certo. Ricerca di cosa in pratica. Praticamente la gente dovrebbe capire che lavoro importante fanno nel reparto. Grazie per la sua ringrazio. telefonata e in bocca al lupo, insomma, per la sua salute. Insomma. Grazie. Anche questa è una testimonianza importante. Grazie di cuore. Ecco, parlavamo poco fa di Palazzo Moretti, voleva aggiungere qualcosa, insomma, sull'importanza che avrà poi questo luogo per andare anche ad diminuire gli accessi al pronto soccorso e ridurre i tempi d'attesa. Assolutamente sì, perché avremo la possibilità, il cittadino di Treviso, del centro, ma anche ovviamente della periferia, perché è aperto ovviamente a tutti i cittadini di Treviso, avrà la possibilità di poter avere gli specialisti, quindi una serie di esami specialistici, dalla cardiologia finire al geriatra per capirsi, e con tecnologie, quindi la possibilità di fare degli RX, quindi delle lastre al torace, potrà fare delle ecografie, potrà avere i medici di famiglia, i suoi medici di famiglia all'interno, e devo dire che i medici di famiglia stanno facendo una grande evoluzione culturale. Non a caso, proprio credo in attesa anche di questo, e devo ringraziare la medicina di famiglia, stanno facendo dei corsi per le ecografie, stanno facendo dei corsi per la presa in carico delle persone anziane diabetiche, eccetera. Quindi avremo veramente una sinergia importante, cosa che adesso è più difficile perché abbiamo il medico in ospedale e il medico di famiglia sul territorio. E la interconnessione sì, esiste, ma è sempre difficoltosa. Quando si lavora alla pari nel medesimo ambiente è più facile lavorare insieme. Quindi la forza delle case di comunità sarà proprio quella di avere specialisti e medici di famiglia, pediatri di libera scelta insieme, per collaborare insieme in funzione del benessere del cittadino. Credo che questo sia importantissimo e finalmente siamo riusciti, è riuscito il legislatore regionale e nazionale, a portare a casa quel risultato che sempre si diceva, cioè
andare nel territorio. Finalmente con questo ci sarà veramente una sanità territoriale importante. Una sinergia sempre maggiore, ma non solo, perché nel futuro prossimo dell'ULSS 2 Marca Trevigiana c'è anche un polo didattico. Da 4 anni infatti Treviso è sede decentrata dell'Università di Padova per quel che riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia. Anche questo è un contributo prezioso, no? Certamente, allora sicuramente l'arrivo della facoltà di medicina, così come quello delle professioni sanitarie che avevamo già da tempo, porta dei grandi vantaggi per queste aziende. Innanzitutto rivela anche la grande professionalità di chi lavora a Treviso, perché appunto Treviso diventa una sede didattica di una università importante e prestigiosa come quella di Padova. Quindi va bene perché avremo degli studenti che sono fatti qui, che hanno studiato qui e sono cresciuti qui anche professionalmente, e questo aiuta sia la città perché insomma, sicuramente è un'iniezione di vita giovane, di vita nuova e di vita utile, insomma, ma anche sarà utile per l'azienda perché poter insegnare degli studenti fa sì che anche i nostri professionisti si sentano più stimolati, insomma, ulteriormente stimolati, più di quello che lo sono, per poter insegnare, e questo è anche un po' utilitaristico ma ha la sua importanza, ci permette forse di fidelizzare degli studenti e quindi di affrontare con maggiore serenità questa carenza di professionalità, questa carenza di medici, questa carenza di professionisti della salute, che sono dagli infermieri ai vari tecnici di radiologia, eccetera. Il fatto che noi vediamo numeri molto importanti tra coloro che scelgono, tra gli studenti che scelgono la sede di Treviso, sia tra gli studenti di medicina che tra gli studenti delle professioni sanitarie, ci è di grande soddisfazione, perché vuol dire che l'offerta formativa che viene fatta qui a Treviso è un'offerta formativa importante. Di qualità, di certo. qualità. Un dato... E quindi si crea anche un ambiente, e vuol dire anche che c'è un ambiente favorevole. Io mi ricordo di aver studiato a Padova in altri anni, voglio dire c'era una certa distanza tra lo studente e il professore perché eravamo veramente in tanti. Oggi credo che una sede come questa, con un aspetto magari da un punto di vista interpersonale un po' più familiare, scusatemi la parola, ecco, forse questo aiuti molto lo studente ad apprendere, aiuti molto il professore ad insegnare. Familiare però non vuol dire non professionale, anzi vuol dire saper insegnare ancora meglio, ancora di più. Le due cose sono connesse. Il dato è che il corso di laurea è pieno, quindi è scelto da tantissimi giovani. Il corso di laurea è pieno, è scelto da tantissimi giovani e non solo di Treviso, ma anche delle zone, anche delle province circostanti, anche delle regioni circostanti. E un po' forse per la geografia che ha Treviso, ma sicuramente anche tanto per l'offerta formativa che si riesce a fare a Treviso, per l'ambiente che c'è, per l'ambiente fatto dai muri, ma soprattutto fatto appunto da questa capacità di intessere relazioni tra gli studenti e gli insegnanti. E la capacità di essere attrattivi è sicuramente fondamentale. E la capacità di essere attrattivi è una cosa molto importante. E sicuramente questa capacità di essere attrattivi ci aiuterà nei prossimi anni anche ad affrontare il tema, a risolvere, speriamo, il tema della carenza di medici e di infermieri di cui oggi soffriamo. E a sopperire insomma questa carenza. Altra telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, è in diretta, prego, con chi parliamo? Luciana? Prego Luciana, ci dica pure. Volevo fare un elogio all'ospedale Cittadella Nuova. Sono venuta la settimana scorsa, io sono da Ponte della Priula, però ho sempre fatto volontariato qui a Conegliano, ospedale Conegliano, con l'ILT, Lega Italiana Tumori. Ho temporeggiato un po' adesso perché devo fare delle terapie, però non posso dire male, ho detto dei medici, sono venuta lì perché avevo un problema da poter aiutarmi per dolori e mi avevano consigliato di venire in neuroradiologia che a Conegliano non ce l'abbiamo. E sono venuta lì, ho avuto difficoltà a trovare la parte nuova, però ci sono riuscita, insomma, ecco, un po' in ritardo. Avevo appuntamento col primario dottor Di Paola. Beh, una persona molto, ma molto, molto umana, che mi ha atteso perché ero in ritardo, perché ha visto che ho pagato la visita con le casse automatiche. E poi
ha valutato tutto il mio stato di salute, tutto il mio ambaradan che avevo portato, e mi fa: signora, guardi, io per lei non posso fare nulla per i suoi dolori che ha. E io sono rimasta male e fa: anch'io con rammarico, mi fa, però sono un po' cose troppo forti, perché ho visto che lei ha avuto un problema al cuore dopo la morte del marito e così. In poche parole mi fa: si trovi un bravo cardiologo e un bravo diabetologo. E io avevo un'amica che è venuta con me, una amica da tanti anni, da quando ho avuto problema, dal 2009, che è una cardiologa di Conegliano, è venuta assieme con me, ma per farmi compagnia e per vedere il nuovo ospedale, dico. E insomma a quel punto ho detto: guardi, ho detto, il cardiologo ce l'ho qui a fianco e dal diabetologo devo andare domani. E ha risolto, insomma, bene. Signora Luciano, mi scusi, abbiamo poco tempo, però insomma abbiamo capito che in fin dei conti con la Cittadella della Salute è stata un'esperienza positiva. Porteremo insomma i complimenti e la gratitudine della signora al primario di Paola. Ecco. Grazie signora. Ecco, dicevamo insomma le professioni sanitarie sono ancora attrattive per i giovani, quindi ancora i giovani le scelgono per il proprio futuro professionale. Abbiamo sentito questo successo di iscrizioni, anche perché io credo forse anche la possibilità di utilizzare delle tecnologie all'avanguardia poi quando si andrà ad operare, a lavorare in reparto, credo che possa essere un aspetto anche attrattivo per i giovani, no? Allora, questo è quello che noi ovviamente ci auguriamo. Sicuramente ci deve essere una vocazione alla base, perché devi fare un lavoro che è un lavoro di aiuto e di relazione con le altre persone, però un lavoro che dà comunque grandi soddisfazioni. Certamente l'evoluzione tecnologica e scientifica che c'è stata in medicina in questi ultimi anni è sotto gli occhi di tutti, voglio dire. Certo. Mi ricordo da quando ho studiato io ad oggi, certo, che sono passati degli anni, però è come il giorno e la notte. Poi abbiamo dato agli studenti sia di medicina, quindi di primi, perché noi abbiamo i 6 anni di medicina oggi, grazie a questa operazione importante che è stata fatta, abbiamo delle tecnologie avanzate, abbiamo i cosiddetti manichini, dove ovviamente sono manichini che costano 150.000 euro l'uno, dove quindi il giovane studente di medicina, il giovane specializzando, perché abbiamo circa 600 specializzandi che ruotano all'interno dell'ospedale di Treviso o negli ospedali periferici, può imparare lo abbiamo fatto anche noi, imparare a far partorire, quindi a far nascere un bambino, come può imparare a intubare una persona, come può imparare a intubare un bambino, come può imparare a mettere una flebo, quindi senza farla sulla persona, che quindi creando anche un po' di problemi alla persona, ma facendolo direttamente su questo manichino, che di fatto è come farlo su una persona, e uno si impratichisce in modo tale che quando va a lavorare ovviamente e deve operare sulla persona, lo fa già con cognizione di causa e con preparazione. Questo lo abbiamo noi a Treviso, l'abbiamo noi per l'università, è stato uno sforzo che abbiamo fatto, però è un risultato importante che ci dà molte soddisfazioni e dà soddisfazione anche agli studenti. Certamente. L'ho lasciato quasi per la fine, però insomma è giusto parlare anche di liste d'attesa per capire qual è la situazione attuale e insomma se c'è ottimismo per quanto riguarda il recupero, no, di queste prestazioni. Sì, allora premetto che noi abbiamo un gruppo di lavoro presieduto dal dottor Formentini, che è il direttore sanitario, che segue le liste d'attesa. Abbiamo un comitato fatto dal nostro dottor Anichiarico, che è il direttore generale della sanità, che presiede questo gruppo, dove all'interno ci sono i direttori sanitari di tutte le ULSS e dove vengono monitorate quotidianamente le prestazioni. Tengo anche a precisare questo: secondo il Ministero le prestazioni da monitorare sarebbero 75. La Regione Veneto fa molto di più, perché va a monitorare anche altre prestazioni che non sono all'interno di queste, che si chiamano traccianti. Quindi il lavoro che la Regione Veneto fa e che questo gruppo di lavoro fa è doppio, perché deve monitorare sia uno sia l'altro. Devo dire che stiamo lavorando, nonostante che mancano medici, lo dico perché nella nostra ULSS mancano circa 120-130 specialisti, che è un numero elevato, e anche in specialità tipo dermatologia, oculistica, cioè radiologia, in specialità dove che sono tra le più gettonate. Comunque il gruppo di lavoro ha fatto
veramente un ottimo lavoro. Adesso il dottor Formentini vi dirà a che punto, visto che presiede il gruppo, vi dirà a che punto che siamo arrivati. Prego, dottore. Ecco, allora noi, come diceva il direttore, noi abbiamo fatto un grosso lavoro sulle liste d'attesa, sulle prestazioni che una volta dicevamo in galleggiamento, ma più correttamente, giusto dire, in preappuntamento. Stiamo cercando di eliminare man mano i preappuntamenti. Il nostro obiettivo sarebbe riuscire a prenotare in sincrono, ecco, però insomma questo non sempre è possibile. Le nostre difficoltà ovviamente ci sono, perché come diceva il direttore ci sono delle carenze di organico che sono importanti, però insomma noi stiamo lavorando, cercando di lavorare sul reclutamento del personale, di lavorare riorganizzando anche i servizi, e sotto anche il coordinamento della Regione stiamo cercando di diminuire sempre più appunto questi preappuntamenti e riuscire a coordinare sempre più l'offerta con quella che è la domanda. La domanda è elevata, è importante, la popolazione ultra 65enne è molto numerosa, quindi richiede un alto numero di prestazioni, ma noi insomma stiamo cercando di lavorare su questo con grande attenzione. I risultati, se noi vediamo qual era la situazione un anno e mezzo fa, insomma appena terminato il Covid, era una situazione enormemente più difficile. Oggi è stato fatto un grandissimo lavoro e per alcune prestazioni ormai stiamo quasi prenotando in sincrono, quindi voglio dire non abbiamo bisogno di fare il preappuntamento. Il nostro impegno è costante e continuo, ci confrontiamo continuamente con gli operatori e con gli erogatori, però ecco, insomma, è un lavoro difficile su cui dobbiamo agire su più fronti. Ovviamente il fronte più importante è quello dell'offerta, di aumentare l'offerta di prestazioni, ma dobbiamo per quanto è possibile anche lavorare un po' sulla domanda, perché molto spesso la domanda non è sempre appropriata, ecco, quindi questo è anche corretto dirlo, nel senso che molto spesso vengono richieste prestazioni che magari potrebbero essere o fatte in un altro modo, potrebbe essere richiesto qualcos'altro, o forse non sono nemmeno appropriate, o proprio per il quesito che viene richiesto, oppure per la tempistica con cui viene richiesta. Ecco, questo è chiaro. Ultima manciata di minuti, davvero io vorrei concludere con due argomenti. Ieri, 7 ottobre, è iniziata in tutto il Veneto la campagna vaccinale per l'influenza e insomma sono previsti 2 giornate di Open Day che verranno organizzate in tutte le ULSS, dedicate proprio a delle sedute vaccinali. Quanto è importante insomma aderire? Aderire alla vaccinazione è fondamentale, lo diciamo sempre. E non lo diciamo perché, voglio dire, sponsorizziamo i vaccini, lo facciamo perché sponsorizziamo la salute dei cittadini, che è un'altra cosa, che è completamente diverso. Il vaccino ha dimostrato ormai da decenni che funziona, che serve, e il vaccino antinfluenzale in particolare, quest'anno abbiamo una variante un attimo diversa, ma è comunque sempre H1N1, H1H3N3, quindi comunque un insieme dei due sottogruppi ed è efficace comunque. Vaccinarsi serve perché comunque, anche se dovessi contrarre, perché quest'anno avremo ovviamente un inverno difficile con un'influenza molto pesante, vado ad attenuare i sintomi, e dopo serve perché cardiopatici, cioè tutte le persone fragili, si garantiscono ovviamente di non dover arrivare in ospedale per poi gestire tutti i problemi respiratori e cardiologici. In secondo luogo, lo dico ai più giovani, quindi alle persone che anche non hanno patologie, serve per proteggere se andiamo a trovare i nostri nonni in casa di riposo oppure in casa loro, perché ovviamente vaccinandosi non trasportiamo il virus. E l'altra cosa importante che va associata, il Covid sta riprendendo. Noi abbiamo circa 30 ricoveri alla settimana di Covid nei nostri ospedali e la curva sta aumentando. Esiste la vaccinazione contro il Covid-19 con la nuova variante. Ecco, se possibile le persone fragili, gli operatori sanitari, le persone che lavorano in RSA, le persone che fanno un lavoro in ambienti pubblici, se possibile devono cercare di fare la vaccinazione anche contro il Covid-19. Le due cose si possono fare insieme, Covid e antinfluenzale possono essere fatte nella medesima giornata senza problemi.
E quindi insomma accelerare i tempi. Ultimissima cosa, il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione chiaramente del tumore al seno e quindi prendersi cura della propria salute è fondamentale. Anche in questo caso l'invito è quello di aderire agli screening che insomma vengono offerti. Assolutamente sì, e noi abbiamo Ebre Day che chiaramente dove il 17 ottobre il dottor Berna farà una serie di incontri con tecnici, con professionisti specifici per far capire quanto importante sia la prevenzione per le donne ma anche per l'uomo, voglio dire, certo, per tutti, per il genere umano, perché prevenire significa come dire, intanto non avere la malattia, ma soprattutto nel momento in cui la prevengo, quindi la trovo in una situazione ancora minima, posso tranquillamente intervenire con la chirurgia, posso intervenire con la radioterapia, posso intervenire con le terapie oggi mirate che ci aiutano a superare e quindi ci danno aspettative di vita molto lunghe rispetto al passato dove questo non avveniva. E la prevenzione poi è salute sostanzialmente, cioè certo, è benessere dell'individuo. Voleva aggiungere qualcosa, dottor Formentini, in chiusura? Sì, aggiungo in chiusura, mi allaccio un po' a questo discorso sullo screening e sulla prevenzione per dire che questo ha un impatto anche sulle liste d'attesa, perché è corretto aderire agli screening, no? Quindi è corretto aderire agli screening che sono scientificamente dimostrati, che sono poi lo screening della mammella, quello del colon retto e il pap test, quello dell'utero. Ecco, mentre non è scientificamente dimostrato un po' il fai da te, quindi fare da sé una colonoscopia, fare da sé una mammografia, eccetera. La qualità che c'è in un programma di screening è una qualità molto alta, sia degli operatori che leggono le immagini. Per lo screening devono essere operatori formati che fanno la doppia lettura, che devono avere almeno 5.000 letture anno, quindi parliamo di una alta professionalità sia per le attrezzature, e poi viene garantita una presa in carico del paziente a 360 gradi. E dato che gli operatori poi sono sempre gli stessi, se devono leggere mammografie richieste magari in maniera inappropriata, insomma, sono poi carenti sul fronte degli screening. Quindi se posso fare un invito ancora più forte di quello che ha fatto il direttore generale, è aderite agli screening, ma agli screening quelli scientificamente dimostrati e validi. Chiaro, grazie al direttore generale dell'ULSS 2 Enrico Francesco Benazzi, chiedo scusa, al direttore sanitario Stefano Formentini, grazie di essere stati con noi, grazie ad Alessandro Granziera e Fabio Falliero in regia, vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.